settore. Frenano i contagi ma la guardia resta alta. Dalla mezzanotte entra in vigore la nuova ordinanza regionale, maggiori prescrizioni per i mercati alimentari, mascherine e guanti obbligatori per chi fa la spesa. Troppa gente in giro in questi giorni, dalla polizia locale l'allarme, la nuova raffica di controlli. Nel solo pomeriggio di ieri 8 le persone intercettate mentre correvano o passeggiavano. Per i casi Covid positivi l'ULSS 2 ha deciso di elevare la quarantena da 14 a 21 giorni, questo fino a quando non verranno riaperte le attività produttive. È partito il piano test rapidi per tutte le case di riposo e i centri di servizio, intanto sono 18 le strutture già attenzionate dalla task force dell'ULSS 2. Tra le categorie più a rischio i venditori porta a porta, migliaia in tutto il Veneto. Ho paura di perdere la casa, ci ha raccontato una di loro, 600 euro non bastano. Continuano le manifestazioni di solidarietà in questo momento difficile. A Gaiarina è partita raccolta fondi dei cittadini per donare una terapia intensiva alla regione. A Treviso l'ufficio liturgico ha predisposto una serie di schede dedicate alle celebrazioni da vivere nell'isolamento da contagio, una soluzione presa ad esempio anche in Sud America e a Gerusalemme. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura inevitabilmente la contabilità del contagio con il bollettino appena diramato dalla Regione del Veneto. Sono 10.581 i casi di positività al coronavirus a livello regionale, 117 in più rispetto al report diffuso questa mattina, 23 i decessi negli ospedali, 2 nelle strutture territoriali, 25 quindi in totale. 327 i posti occupati di terapia intensiva, dato in costante diminuzione, meno 8 unità, in diminuzione anche i ricoveri e questo su tutto il territorio regionale. Per quanto concerne Treviso sono stati registrati 2 decessi, uno al Cafoncello e uno al centro servizi Casa Luigi e Augusta di Ormelle. Nel trevigiano 1665 i casi di contagio, 8 in più rispetto a questa mattina. È una delle province che cresce meno sia in termini assoluti che relativi. Il trend è quindi di rallentamento, 167 i soggetti negativizzati, 4.196 i soggetti che sono in isolamento domiciliare. Ma quella di oggi è stata la giornata in cui il governatore Zaia ha annunciato una nuova ordinanza fatta di restrizioni che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 13 aprile, ma vediamola nel dettaglio. Chiedo ancora sacrificio ai veneti, sacrificio che secondo me diventa un grande investimento. E le terapie intensive sono il grande pericolo, dobbiamo mettere in sicurezza soprattutto le persone fragili e deboli, ovvero i candidati ideali di questo virus. Chiede ancora un sacrificio ai veneti Luca Zaia nel rinnovare e potenziare l'ordinanza delle restrizioni dalla mezzanotte al 13 aprile. Ecco quindi le nuove misure che vanno a integrare quelle nazionali. Il provvedimento arriva nelle ore in cui si comincia a intravedere un'inversione di tendenza. È il primo giorno che i dimessi superano i ricoverati, siamo 1031 dimessi. Trend che dà speranza ma che non autorizza a mollare la presa, anzi resta per questo la chiusura dei market la domenica, mentre c'è un chiarimento sui mercati alimentari all'aperto che possono tenersi solo con l'adozione di un apposito piano da parte del sindaco. Nel caso di mercati all'aperto devono essere perimetrati, quindi o transennati o nastro in maniera tale che ci sia la presenza di un unico varco di accesso e uno di uscita. Quindi se sono su una piazza, noi abbiamo anche valutato l'idea di chiuderli, però ci sembrava un brutto segnale e un disservizio ai cittadini, soprattutto pensiamo ai pensionati o quant'altri, che magari anche nei paesetti, potrei anche citare un esempio, hanno solo quello per rifornirsi dell'alimentare. Per cui diciamo aperti, perimetrati. Non solo, venditori e compratori dovranno avere guanti e mascherine, questo varrà anche per i negozi al chiuso. Obbligo per tutti gli esercizi commerciali anche all'aperto, lo abbiamo detto prima, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti. Al supermercato si va con mascherina e guanti o comunque verificando la copertura di naso e della bocca.
Quanto alle mani, l'auspicio di Zaia è che gli stessi venditori mettano a disposizione guanti usa e getta. Perché i guanti? Perché non stiamo parlando di alimentare, in generale il toccare il pacchetto di pasta e poi riporlo perché hai deciso di non comprarlo, il toccare un'altra confezione o quant'altro può veicolare il virus. Una specifica riguarda gli articoli di cartoleria all'interno dei supermarket che alcune catene finora non hanno venduto. Abbiamo i ragazzi che hanno bisogno di materiale di cancelleria per la scuola, vai al supermercato, è capitato anche a me 2 giorni fa, e trovi la parte di cancelleria con tutta la roba con i nastri con scritto questa merce non si vende, questa merce si deve vendere. Restano chiusi i garden ai quali è permesso effettuare consegne a domicilio. Le orticole devono essere consegnate per il semplice motivo che il cittadino rischia la multa andare a comprarsele, perché non è un motivo indifferibile. Guardate, abbiamo fatto una verifica giuridica, infatti forse è l'unica vera grande incoerenza è quella del garden aperto e del fatto che tu non puoi andare a fare l'acquisto perché comunque non è motivo indifferibile. La manutenzione delle aree verdi, pubbliche e private, è consentita per gli interventi più urgenti quando in ballo c'è l'incolumità personale e del patrimonio arboreo, anche delle aree turistiche. È il caso dei camping, che si preparano per quello che resterà della stagione turistica. Un chiarimento atteso riguarda i famigerati 200 metri che dovranno essere calcolati in linea d'aria. Abbiamo specificato anche un aspetto che è il raggio 200 metri, perché ho visto dei verbali che dicono sì, è vero che era 200 metri di casa, però doveva fare 400 metri di stradina per arrivare a casa. Cioè, capivo, se uno calcola che se uno deve saltare i fossi non finimo più. L'ordinanza è stata trasmessa a tutte le prefetture, mentre i proventi delle sanzioni confluiranno sull'IBAN della Regione per l'emergenza Covid-19. Queste quindi le disposizioni che entreranno in vigore dalla mezzanotte, ma vediamo come saranno calate nella realtà trevigiana del comune capoluogo di Treviso con il sindaco Mario Conte che è in collegamento Skype. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Cominciamo dai mercati. I mercati alimentari possono tenere aperti se il sindaco adotta un piano ad hoc. Lei come si comporterà? No, da noi resteranno chiusi i mercati, quindi fino al 13 di aprile non ci sarà nessuna apertura di mercato. Linea dura quindi, continuate su questo. Linea dura anche perché in questi giorni ho visto che la gente sta un po' purtroppo mollando, forse i dati che potrebbero sembrare positivi stanno un po' innescando nella testa della gente che siamo già usciti dall'emergenza, cosa che invece non è, perché oggi in Veneto ci sono stati 23 morti e questo numero a me preoccupa davvero tanto, mi riempie il cuore di dolore e mi spinge ad avere misure ancora più restrittive. Cosa intende per misure ancora più restrittive? Nel senso che in questi giorni che ho girato personalmente con la polizia locale e con la protezione civile, che ringrazio, protezione civile di volontari e polizia locale che sta facendo un lavoro straordinario con 5 pattuglie al giorno per controllare le persone, abbiamo trovato troppe persone in giro senza dei motivi validi per essere in giro. L'autodichiarazione non è una giustificazione ad uscire, cioè bisogna stare a casa e uscire solo per motivi di esigenze primarie e invece la gente sta un po' abbassando la guardia e quindi a partire da lunedì renderemo anche obbligatorio l'utilizzo delle mascherine piuttosto che di altri oggetti atti a mascherare soprattutto la bocca, quindi foulard, sciarpe, qualsiasi cosa sia necessaria per evitare il contagio. Sindaco, lei sta dicendo una cosa nuova, mi pare di aver capito, quindi c'è l'obbligatorietà di indossare delle coperture, mascherine, foulard per chi va in giro per Treviso sostanzialmente. Assolutamente sì, sono appena rientrato con una pattuglia della polizia locale. Troppe persone erano in giro senza addirittura la mascherina, al di là delle motivazioni e delle giustificazioni. Quindi a partire da lunedì renderò obbligatorio l'uso o delle mascherine o di qualsiasi altro oggetto atto a limitare il contagio attraverso la saliva o le particelle che possono fuoriuscire dalla bocca. Quindi in tutti i luoghi pubblici per chi passeggia almeno un foulard davanti, diciamolo fin da ora. Quindi. Assolutamente, non sono restrizioni che noi ci inventiamo
per rovinare la vita ai nostri cittadini, sono prescrizioni che noi consigliamo e invitiamo i nostri cittadini per uscire prima da questo inferno, da questo incubo, da questo tunnel. Noi non ne possiamo più, vogliamo uscire, siamo noi stessi che capiamo le esigenze dei cittadini, quelli più bravi, che sono rigorosi, che stanno chiusi in casa e che ci chiedono di capire quando finirà questo incubo. L'incubo finirà quando tutti si comporteranno bene. Emergenza sanitaria, dunque Sindaco, ma anche emergenza economica con il sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà. Come vi state muovendo? Avete già dei numeri? Sì, sono arrivate ad oggi circa 600 domande, adesso le stiamo analizzando perché sono arrivate domande che arrivano anche da fuori comune, quindi non saranno accettabili. E invito, tra l'altro, approfitto di questa parentesi, perché ogni cittadino deve rivolgersi al proprio comune, non tutti quanti al comune di Treviso. E da lunedì invece comincerà la distribuzione dei buoni, che verrà eseguita esclusivamente dai volontari della Protezione Civile. Quindi non ci saranno altri buoni in giro, non ci saranno persone incaricate per la distribuzione dei buoni se non gli operatori ufficiali della Protezione Civile. Ecco, diciamolo, ribadiamolo come per le altre volte, fidarsi solo di chi indossa la divisa d'ordinanza, chi ha anche un tesserino, chi si rende... il tesserino, esatto. Ci saranno dei buoni che vanno da 70 euro per le persone da sole fino a 200 euro per le persone con 5 o più componenti. Sindaco, grazie mille e buon lavoro. Grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata. Così il sindaco di Treviso, che ci ha preannunciato questa ordinanza per tutti i cittadini di Treviso, e che si sia allentata un po' la presa lo dimostrano anche i dati della polizia locale. 8 persone solo nel pomeriggio di ieri sono state fermate dalla polizia locale di Treviso, intercettate mentre stavano correndo, passeggiando nel parco dello Storga. Scattate le multe, 400 euro per ciascuno dei soggetti che in palese violazione delle attuali norme stavano facendo attività fisica lontani da casa. In questi ultimi 4 giorni abbiamo registrato un aumento dei movimenti in città non giustificati, afferma il comandante della polizia locale di Treviso Andrea Gallo. In soli 4 giorni sono state elevate 13 sanzioni, saranno potenziati i controlli anche in borghese, mentre anche pattuglie della Protezione Civile circoleranno in città segnalando alla centrale operativa del comando eventuali situazioni irregolari. Così il comandante della polizia locale di Treviso Gallo. E uno dei punti dell'ordinanza più attesi che abbiamo visto prima con il presidente Zaia riguarda la sospensione della vendita di piantine da orto nei garden e nelle agrarie. Dagli esperti il consiglio: non preoccupatevi per la stagione, l'anno scorso causa piogge gli orti erano pronti a maggio. Queste sono le ultime immagini della distribuzione di piantine da orto nella Marca e in genere in tutto il Veneto, perché dalla mezzanotte l'ordinanza del governatore proibisce fino ad almeno dopo Pasquetta la vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili. In questi ultimi giorni, dopo un periodo che siamo stati fermi perché non si riusciva a capire se si potevano vendere o non vendere, adesso la vendita di piantine da orto è aumentata rispetto agli anni scorsi perché molte persone sono a casa, hanno un po' di tempo libero, quindi lo impiegano facendo l'orto. Una chiusura che arriva dopo la riapertura decretata dal ministro Bellanova a seguito di un'altra chiusura legata ad un primo decreto ministeriale sul coronavirus che un po' all'italiana aveva generato tutta una serie di interpretazioni. Noi riteniamo che le piantine da orto, così come i semi da orto, siano destinati cioè all'equilibrio, all'economia familiare, siano riconducibili alle categorie fondamentali del sistema agroindustriale. È chiaro, si rivolgono all'economia familiare, però funzionano esattamente nello stesso modo, mentre di contro avevamo sospeso tutte le vendite, per esempio di vasi da fiori, terricci, fiori secchi e tutto ciò che faceva da corollario come nostra attività, facendo per questi solo la vendita direttamente con consegna diretta al domicilio del cliente. Che peraltro potrà essere effettuata anche per le piantine da orto, sempre che il cliente, a fronte di un acquisto da pochi euro, sia disposto a pagarne quantomeno il triplo in spese di consegna. Non è che poi finisce che si prende tutto Amazon. È tutto possibile. Io credo comunque che il livello di competizione si sia modificato.
Vince sicuramente chi è molto più flessibile rispetto ad altri, chi risponde più prontamente rispetto ad altri, chi riesce ad avere qualche idea più innovativa rispetto ad altri. Detto questo, il consiglio dell'esperto è di non disperarsi. Ricordo che l'anno scorso, dove non avevamo l'emergenza coronavirus, ma è piovuto per tutto il mese di aprile, molta parte di quello di maggio, le piantagioni le abbiamo fatte dopo e abbiamo ottenuto comunque l'orto di casa, quindi andrà tutto bene. Sul fronte sanitario per i casi Covid positivi, l'ULSS 2 Marca Trevigiana ha deciso di elevare la quarantena da 14 a 21 giorni, questo fino a quando non saranno riaperte le attività produttive. In quel caso si agirà diversamente con i tamponi. Quarantena elevata da 14 a 21 giorni in caso di positività al Covid-19. Questa è la decisione dell'ULSS 2 di fronte ai dati in mano degli epidemiologi, che evidenzia come il virus a volte può resistere nell'organismo prima che si creino gli anticorpi anche per una durata maggiore alle 2 settimane previste da quarantena. Per il resto, chiamiamolo così, delle persone, finché ovviamente non cambieranno le ordinanze, abbiamo spostato a 21 giorni. Perché? Perché abbiamo visto che la media, facendo il tampone a 14 dei soggetti, la media di questi risultavano spesso e volentieri ancora positivi. Questo fino a quando le attività produttive rimarranno chiuse. Quando poi ci sarà un nuovo decreto che disporrà la riapertura delle fabbriche, in quel caso si provvederà entro i 14 giorni a sottoporre i positivi ad un secondo tampone che ne attesti la negatività. Discorso diverso invece per gli operatori sanitari, per i quali la quarantena rimane di 2 settimane. Tentare di fare i 2 tamponi per farli rientrare in servizio nel giro delle 48 ore, 24 ore, in modo tale che questi possano, se sono negativi, tornare a lavorare. Intanto continua l'operazione tamponi con gli esiti ad oggi di quelli effettuati dal personale dell'ULSS 2. I positivi sono all'oggi 161, sono rientrati in servizio 56, ancora in quarantena sono 105. Dei 161 positivi, 28 sono medici, 68 infermieri, 45 OS, 7 studenti delle professioni sanitarie, 4 ostetriche e ancora 3 specializzandi, 2 fisioterapisti e un amministrativo. Ai tamponi si affiancano ora anche i test rapidi, per i quali il direttore generale Benazzi ha voluto fare subito una precisazione. Sul mercato ne esistono di vari tipi, più o meno affidabili, ha sottolineato. Quindi il dottor Rigoli ha testato 3-4 tipologie di queste, noi abbiamo comprato, la Regione Veneto ha comprato i test affidabili. Poi, in base alla risposta anticorpale, si saprà come agire. Intanto Protezione Civile e Alpini in tempi record hanno allestito accanto al reparto di malattie infettive del Cafoncello un grande tendone, un punto medico di primo soccorso. Abbiamo deciso di convogliare tramite il 118 tutte le persone che hanno i sintomi sostanzialmente del contagio del coronavirus, di convogliarli in questa tenda dove verranno ovviamente fatti una serie di esami, verrà fatto l'RX del torace e quindi fatto il tampone veloce. Ed è partito il piano test rapidi per tutte le case di riposo e i centri di servizio. Sono 18 le strutture già attenzionate dalla task force dell'ULSS 2. Si è fatto il punto anche di questo. La task force dell'ULSS 2 sta monitorando case di riposo e centri di servizio. Gli specialisti andranno a supporto di medici ed infermieri che lavorano all'interno delle strutture per portare i farmaci e verificare che gli ospiti possano assumere quella determinata terapia. E quindi contenere all'interno dei centri di servizi, isolando ovviamente le persone Covid positive, questo stiamo facendo, e naturalmente poi sostenendo le case di riposo, i centri di servizi, anche dal punto di vista, clinico. Non dobbiamo illuderci, ha spiegato Francesco Benazzi, siamo ancora in trincea. Ad oggi sono stati effettuati nelle case di riposo e centri di servizio 16.000 tamponi. Abbiamo avuto una positività di circa 7-8% degli operatori, ma tenete conto che siamo andati a testare centri di servizi dove c'era già, chiaramente il sospetto dell'infezione e circa il 40% degli ospiti. Poi una notizia positiva, Suor Lenzi, direttrice amministrativa del San Camillo, visto che questo ospedale è diventato centro Covid-19, ha dato l'opportunità ai suoi operatori rimasti a casa di poter lavorare nelle case di riposo in grande difficoltà.
ed è anche partito il piano per fare il test rapido in tutte le case di riposo e centri di servizio, spiega Giorgio Del Re, direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 2, in modo, dice, di avere una mappatura chiara della situazione e poter intervenire in maniera precoce qualora si evidenziassero delle difficoltà. Fino ad oggi diciamo, i centri di servizio che diciamo, sono stati posti sotto l'attenzione perché per presenza di ospiti sintomatici sono stati in totale 15 più 3 strutture di altro tipo. Per quanto riguarda le 2 case di riposo Casa Fenzi e Cesana Malanotti, 2 delle strutture attenzionate, sono stati spostati tutti i pazienti positivi al virus in un nucleo dedicato della struttura in modo che non entrino in contatto con gli altri anziani, mentre gli operatori sanitari risultati positivi al test sono stati messi in isolamento domiciliare. E tra le situazioni più delicate c'è quella della casa di riposo GRIS di Mogliano Veneto. Io mi sento molto frequentemente con il sindaco, so che il sindaco si è mosso anche lui con l'azienda sanitaria, mi sono mosso anch'io e io spero che quanto prima si riesca a fare i tamponi sul personale, sia per dare maggior sicurezza agli ospiti ma maggior tranquillità anche agli operatori che, ripeto, in questo momento stanno dando tantissimo. Questa è la situazione al GRIS di Mogliano, una delle strutture per anziani principali della Marca, dove si aspettano i tamponi dell'ULSS 2, tamponi che rassicura la stessa azienda sanitaria per bocca di Giorgio Del Re, il direttore dei servizi sociosanitari, saranno effettuati entro il fine settimana. Del resto i numeri della struttura sono emergenziali, sono circa una trentina gli anziani con sintomi sospetti ospitati in un'area apposita della casa di riposo, mentre i 2 più gravi si trovano al Cafoncello. Non siamo in grado di capire se queste persone sono affette da coronavirus, le stiamo attentamente monitorando con i medici dell'istituto e siamo in attesa di vedere gli sviluppi di questa situazione. Sul fronte del personale sono 20 gli operatori in quarantena, anch'essi in attesa dei tamponi. Nel frattempo l'ULSS ha effettuato un sopralluogo nella struttura. L'azienda ULSS è venuta a fare anche un sopralluogo, l'unità task force nel nostro istituto ha verificato tutti i provvedimenti organizzativi. Abbiamo avuto anche un parere positivo sui provvedimenti organizzativi, per cui adesso attendiamo i tamponi. Adesso per noi c'è un momento di pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per parlare dell'emergenza economica connessa al coronavirus, perché c'è una categoria particolarmente a rischio, è quella dei venditori porta a porta. Stiamo vivendo una situazione che adesso siamo praticamente sempre a lavoro e il futuro non è di certo roseo, perché purtroppo lavorando con il privato noi siamo una categoria che sarà la più emarginata, perché il contatto poi con le persone dopo quello che è accaduto sarà molto più difficile. Sono migliaia i venditori porta a porta in Veneto e il contatto con le persone per loro è tutto, proprio quel contatto che il virus ha messo in seria discussione. Sarà difficile ripristinare quello che è fiere eccetera, perché la gente ovviamente psicologicamente avrà paura anche del trovarsi in ambienti chiusi dove ci sono molte persone, quindi inizia un meccanismo, è un fattore psicologico questo. La signora al telefono vive nel Trevigiano con il marito, anche lui venditore porta a porta da una vita. Gli anni 80 e 90, quando gli affari giravano, sono un lontano ricordo. Oggi la prospettiva sono i 600 euro previsti dal decreto Cura Italia per autonomi e partite IVA. 600 euro è una piccola goccia che in qualche maniera ti aiuta a pagare le cose più essenziali, ma non è nulla in confronto alla mancanza di lavoro totale, perché noi siamo senza lavoro. È assurdo che ti diano 600 euro, ok, che non serve a nulla. Uno non si paga neanche l'affitto di un appartamento con 600 euro. A preoccupare più che il presente è l'immediato futuro. Ma ci vorrà 1 anno, 2 anni, non so quanto, prima che la gente recuperi quella fiducia nel contatto umano, perché il problema sarà questo, la paura di un eventuale contagio.
Questa è sempre la paura che resterà. La paura più grande è che non riuscire più a fare nulla, perdere la casa, tutto quanto. Ma il mutuo, i finanziamenti, le cose, non puoi riuscire a portare la figlia alla laurea di medicina. Queste sono le cose, queste sono le paure, ma come me, tutti abbiamo paura. Fortunatamente però continuano anche le manifestazioni di solidarietà come questa che arriva da Gaiarine. La solidarietà è il volto bello di questa emergenza, la solidarietà che prende varie forme e assume il volto di chi si mette a disposizione per aiutare laddove c'è maggiore bisogno. È la scelta fatta da un cittadino di Gaiarine, come ha raccontato il sindaco del comune trevigiano, Diego Zanchetta. Ivan, un nostro concittadino che ha preso armi e bagagli, è andato in prima linea a Bergamo, è un medico e devo dire chapeau, tanto di cappello, e da sindaco questo comunque è un ulteriore motivo di orgoglio. Ma tutta la comunità di Gaiarine è pronta a rispondere all'appello del primo cittadino che da questa mattina ha dato il via ad un'iniziativa importante. Ambiziosa per un comune di 6.000 abitanti, riuscire a donare a un ospedale chi ne avrà bisogno una terapia intensiva tramite una raccolta fondi per tutta la popolazione. Tutti i bonifici fatti su questo conto per questa causale non avranno costi. 66.000 euro il costo di una postazione completa di terapia intensiva, l'obiettivo che si spera di raggiungere. A prescindere da quale sarà la cifra, comunque il pensiero di poter dare una mano è importante e su questo ci conto tanto sui cittadini. Sarà poi la Regione a decidere a quale ospedale destinare la donazione. Una terapia intensiva serve per una persona bianca, nera, rossa, verde che soffre e che sta male, che sia nell'ospedale di Conegliano, di Oderzo, di Montebelluna, di Treviso. Speriamo venga mai utilizzata, ma sarebbe bello poterla mettere a disposizione. Con domenica prossima inizia una settimana santa davvero particolare anche per la diocesi di Treviso, perché l'ufficio liturgico ha predisposto una serie di schede dedicate alle celebrazioni da vivere nella segregazione del contagio e c'è già chi parla di messa digitale. Uno strumento per preparare la Pasqua e per vivere la forma della liturgia attraverso anche dei segni e dei gesti concreti, con la Bibbia, con il Vangelo, un pane, una tavola preparata, i disegni dei bambini. Utilizzare internet per celebrare la Pasqua in famiglia nei giorni del contagio. E questa è l'innovativa strada che ha intrapreso la Chiesa trevigiana realizzando queste schede che poi vengono distribuite via mail oppure sui visori dei cellulari tramite WhatsApp. Pagine non solo per pregare o riflettere, ma per avvicinarsi realmente alla ritualità della celebrazione eucaristica, pur rimanendo nella propria abitazione. Dei gesti, lo spezzare il pane, la possibilità della lavanda dei piedi reciproca, tutto per fare in modo che la nostra famiglia, il nostro ambiente quotidiano di vita sia il luogo dell'incontro e del celebrare la Pasqua di Gesù. Una iniziativa semplice e nello stesso modo intensa nella fede, quella pensata dalla diocesi di Treviso, che è stata subito presa ad esempio in altri luoghi del mondo. Delle schede che non sono rimaste solo all'interno della diocesi di Treviso. No, sono state richieste e tradotte anche dalla comunità cristiana di Gerusalemme in arabo e da una comunità cristiana in Brasile in portoghese. Qualcuno la chiama già la messa digitale. Non è che poi con tutta questa digitalizzazione alla fine la messa la facciamo a casa e non torniamo più nelle chiese. Ma questo è un tempo faticoso in cui ci siamo resi conto tutti, cristiani e non, che abbiamo bisogno di comunità. Quindi penso che non appena ci sarà possibile vivremo le nostre liturgie nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre chiese con più desiderio, con più intensità, ma con la memoria positiva e intensa anche delle celebrazioni vissute in famiglia, che ci dicono che è possibile ed è bello per dei cristiani vivere con dei gesti quotidiani la loro fede. Con il generale Iannicelli vediamo il tempo che ci aspetta per questo ennesimo weekend di quarantena. I prossimi giorni vedranno sempre più l'affermarsi di un anticiclone che si approprierà proprio di tutto il nostro territorio, quindi in due parole tempo stabile. Prevediamo infatti su tutte le nostre zone per sabato e per domenica tempo soleggiato, ma un tempo soleggiato che ci accompagnerà almeno per tutta la prossima settimana e vedremo anche le temperature che aumenteranno di conseguenza. Comunque per questo fine settimana ancora minime 5-6 gradi, questo è effetto della notte serena, quindi il
suolo perde calore, ma le massime intorno ai 20, 18, 20 gradi. Poi la prossima settimana le minime rimarranno più o meno sui 6-8 gradi, ma le massime arriveranno anche a 26 gradi. I venti per adesso sono molto deboli, con qualche rinforzo da est, e l'Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove stando ai dati diramati dalla Regione del Veneto poco fa sono stati superati 500 casi di positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza, 508 per l'esattezza, 9 in più rispetto al report di questa mattina, 458 i casi attuali, 2 i decessi che si sono registrati nella giornata di oggi all'ospedale di Belluno, 1 all'ospedale di comunità di Agordo. E nel frattempo l'ULSS 2 ha iniziato una campagna di tamponi a tappeto per gli ospiti e il personale dipendente delle case di riposo bellunese. È partito il monitoraggio quotidiano delle strutture da parte della task force dell'ULSS 1 Dolomiti. 60-100 tamponi al giorno vengono eseguiti quotidianamente nelle case di riposo della provincia di Belluno per monitorare il contagio da Covid-19 fra gli ospiti e il personale dipendente. Al momento nelle strutture residenziali per anziani su 160 ospiti complessivi positivi sono 54, mentre fra i 538 dipendenti i contagiati risultano essere 25. I dati sono raccolti dalla task force multidisciplinare incaricata dall'ULSS 1 per dare sostegno ai centri di servizio. È stato il direttore generale dell'ULSS 1 Dolomiti a dare stamattina in diretta Facebook il quadro della situazione. Gli ospiti, i dipendenti e i medici di medicina generale operanti nei centri di servizio sono stati e sono oggetto di un piano specifico di attuazione di tamponamento proprio per evidenziare in maniera molto precisa la percentuale di positivi al loro interno. Restano la casa di riposo di Lano di Piave, quella di Puos dal Pago e quella di Santa Croce del Lago, le strutture dove maggiore è stata la percentuale del contagio. Ogni giorno i gruppi di lavoro appositamente costituiti visitano mediamente 2-3 strutture per l'esecuzione dei tamponi, 981 quelli complessivamente effettuati nelle case di riposo. Il piano di intervento è stato illustrato alle rappresentanze sindacali con le quali è stato avviato un confronto per il monitoraggio costante della situazione. Stamattina l'ennesima modifica dei criteri di redazione del bollettino di Azienda Zero ha causato la pubblicazione di dati non rispondenti alla realtà, perlomeno in ambito ULSS 1. Dal computo dei dati mancano i ricoverati positivi negli ospedali di comunità, che sono strutture in ambito ospedaliero create ad hoc per la bassa intensità. Fra Belluno e Agordo i ricoverati sono 26. Interessante infine l'analisi svolta dal Dipartimento di Prevenzione di ULSS 1 sull'incidenza del contagio rispetto alla popolazione, dato direttamente proporzionale al numero di tamponi eseguiti. La percentuale di popolazione che è risultata positiva nel complesso nella nostra provincia è dello 0,23%, contro una media veneta dello 0,20%. Il numero di asintomatici è del 70,4% contro una media regionale del 64,2%. E l'emergenza coronavirus sta creando problemi diffusi ai lavoratori in cassa integrazione a 0 ore nel settore metalmeccanico nelle province di Belluno e Treviso, salari dimezzati per oltre 23.000 dipendenti. A lanciare l'allarme la segreteria della FIM CISL Belluno Treviso. Come metalmeccanici abbiamo fatto una valutazione rispetto alle richieste di cassa che sono arrivate, rispetto a quello che poi è il salario medio e quello che è il trattamento di cassa integrazione. Abbiamo visto che probabilmente il lavoratore metalmeccanico perderà circa il 50% dello stipendio. L'emergenza coronavirus sta creando problemi diffusi ai lavoratori in cassa integrazione a 0 ore. Nel settore metalmeccanico delle province di Belluno e Treviso si calcola saranno 23.400 i dipendenti che percepiranno salari dimezzati. Le richieste di cassa integrazione continuano ad arrivare. Ad oggi fra il bellunese e la Marca trevigiana siamo già a quota 950. Se fino ad oggi, spiega FIM CISL, veniva fatta richiesta di cassa integrazione con spirito cautelativo, con la proroga del provvedimento di chiusura delle attività, le aziende inizieranno a utilizzare gli ammortizzatori sociali. Al momento i 3/4 delle oltre 4.600 aziende del settore metalmeccanico bellunese e trevigiano sono chiuse.
Questo è un grave problema che poi lo ritroveremo a livello di potere d'acquisto. È necessario in questo momento avere molta attenzione alla sicurezza. Sicuramente è molto difficile arrivare a una chiusura di un'azienda, a livello nazionale è ancora più pesante. Il problema grosso che dobbiamo affrontare nelle prossime settimane però è la loro riapertura. Si prospetta un periodo molto difficile per i lavoratori perché con la cassa integrazione a 0 ore l'impatto sul reddito è devastante. Chiosa Fim Cisle, considerando che il lordo di un operaio di terzo livello è pari a 1.650 euro, che la cassa a 0 ore paga al massimo 1.000 euro al mese e che in cassa integrazione non si maturano né ferie né permessi né tredicesima, la perdita per ciascun lavoratore sarà attorno al 50% dello stipendio. Nonostante però lo stop alle attività produttive, la solidarietà delle imprese bellunesi non si arresta. Sono 4 infatti i defibrillatori appena acquistati grazie alla raccolta fondi avviata a inizio emergenza da Confindustria Belluno Dolomiti tra le sue associate. La strumentazione arriverà negli ospedali di Belluno, Feltre, Pieve di Cadore e Agordo. Dopo la donazione di 50.000 euro finalizzata all'acquisto di 2 letti di terapia intensiva deliberata dal Consiglio di Presidenza in via urgente poco meno di 2 settimane fa, nel conto corrente appositamente dedicato sono confluiti altri 190.000 euro. È il nostro modo concreto per dire grazie ai nostri operatori sociosanitari in trincea da oltre un mese senza risparmiarsi. Le parole della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorena Berton. E adesso l'appuntamento di ogni sera con il nostro Andrà tutto bene. Adesso ci sono per noi le previsioni del tempo, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Una vasta area di alta pressione si espande progressivamente sul nostro territorio, tempo stabile con temperature in graduale aumento fino a valori tipici per il periodo. Il dettaglio di sabato 4 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo infatti si presenterà come di consueto sereno o al massimo con qualche velatura a carattere sparso. Clima via via più caldo con temperature minime tra 3 e 5 gradi, valori massimi compresi invece tra 16 e 19 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente ovunque e con precipitazioni assenti. Anche qui il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime tra 18 e 19. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui, solo con qualche locale addensamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime fino a 19 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.